Peppe Musolino, stanco e avvelito, si rivolgì alla famiglia Montalbano. Cerco permesso, ma vaio per lontano all'estero, che sogno svanito. E lo permesso non ci viene accordato, perché Peppe Musolino è ben voluto. L'uomo d'onore è sempre rispettato, può contare su tutto l'aiuto. Così partì questo lungo cammino, di tarda sera o chiaro di la luna, cercando d'arrivare allo confino, sperando sempre alla buona fortuna. Ende passavo montagne e sentieri, abbandonò la terra du suo cuore. Addio Calabria e virde primavera, e sta dassando sto giovane d'onore. Lunga era la strada da fare e Musolino con tanta speranza in to cori camminava senza mai domandare per non dare sospetti mi si face scoprire. E così, senza mai riposare, attraversavo tutto l'Appennino. Tante pattuglie seppe scansare con l'iso modi di uomo fino. E quando in terra abruzzese arrivavo, tano convento rifugio cercavo. Acca, no poche orna, iddo s'arriposavo e poi s'incaminavo. Era diretta a Urbino, paese marchigiano, a onde aspettava notizie e aiuto da famiglia. E mentre aspettava, per non dare sospetti, cercavo lavoro per te boschi vicini. Ma quando l'uomo nasce sfortunato, da mala sorte è perseguitato, così in ci capitava a Musolino, uomo d'onore ma di malo destino. Difatti, da zona era tutta sorvegliata, perché una banda di briganti aveva ammazzato un carabinieri e in tad pressi si trovava latitanti.